nell'aeroporto di Mogadiscio in visita ufficiale il ministro delle finanze italiano onorevole Taviani. Ad attenderlo è l'amministratore fiduciario italiano ambasciatore Di Stefano, al quale spetta il compito di presentare al ministro il presidente dell'Assemblea legislativa somala Aden Abdullah, il vicepresidente Aden Abdullah Osman, il primo ministro Abdullahi Issa, nonché tutti i ministri e i sottosegretari del governo della Somalia. Ad attendere l'onorevole Taviani erano inoltre moltissimi parlamentari delle regioni di Mogadiscio, del Giuba, della Mingiurtinia e della Somalia settentrionale, con i caratteristici costumi. Hanno reso gli onori militari un reparto della polizia somala a piedi e uno di cavalleggeri. In onore del ministro Taviani, l'ambasciatore Di Stefano ha offerto un pranzo nei giardini di Villa Italia.